Eccomi qua ragazzi, dicevo oggi farò il sentiero naturalistico del Caberlaba in versione ormai primaverile, proprio perché ormai la neve è quasi del tutto scomparsa, diciamo, però vedremo più su di 200-300 metri, soprattutto in mezzo al bosco, come sarà la situazione e niente, state con me. Eccomi qua ragazzi, sono partito, sono in cammino. Purtroppo oggi sono un po' in ritardo sulla tabella di marcia. Diciamo sono partito abbastanza in ritardo rispetto al normale, rispetto a quello che è consigliato. Vedete comunque il paesaggio è abbastanza triste, ahimè. Sono solo alcune chiazze qui a 1100 metri di altitudine. Vediamo più su dai come sarà la situazione. Conto comunque di vedere, non dico il sentiero innevato, però comunque conto comunque di vedere sicuramente più neve rispetto che qua. Comunque dalle webcam qualche centinaia di metri più su appunto ci sono ancora dei bei residui, quindi dai ultimi due passi sulla neve della stagione in altopiano riuscirò a farlo. Mi scuso se il video non uscirà una meraviglia, ma purtroppo l'attrezzatura è ancora un po', diciamo, approssimativa, soprattutto dovrò accumulare un po' di esperienza col tempo, quindi diciamo che questo è un primo video un po' sperimentale, vedremo come uscirà, come sarà il risultato. Comunque vedete questa fascetta in testa non è altro che per subire un po' di sudore che ahimè verrà prodotto durante la camminata. Ecco qui un attimo giro, vedrete i primi residui di neve lungo il sentiero, e più acceleriamo appunto, come dicevo, con la quota e più la neve aumenterà la sua presenza. Infatti vedete sul fondo già potete apprezzare la mia amata dama a farla da padrone. Ecco ragazzi, questo è il primo checkpoint, diciamo. Vedete qui sono salito veramente di poco, forse 40-50 metri rispetto al punto di partenza, però vedete già il fatto di essere in una posizione un po' più protetta dall'inclinazione dei raggi solari. Mi ricordo questo albero qui, povero, era subissato dalla neve, infatti vedete qui la presenza abbonda ancora. Comunque vediamo un po', anche discretamente compatta. Ecco, vedete qui una specie di valletta, sì, non male come paesaggio. Infatti il primo giro in assoluto l'ho percorso qui, cioè il primo giro che ho effettuato in questo sentiero mi sono fermato fino a qui perché comunque in pieno inverno era già notte e il paesaggio merita. Ragazzi, mi sa che ho sbagliato decisamente calzatura perché pensavo ci fosse meno neve, invece la neve, essendo ancora alta, è ancora bella molliccia dalle alte temperature. È un mix, una neve appunto bagnata, impregnata d'acqua, che purtroppo favorisce lo sprofondamento dello scarpone. Ho sbagliato a non portare dietro con me per sicurezza i dopo sci, errore di inesperienza, peccato. Breve ripresa, solo per aggiornarvi, dopo 2 chilometri le condizioni sono abbastanza difficili, perché comunque neve ce n'è ancora tanta, però le alte temperature l'hanno ammorbidita, ripeto, e
sono le condizioni peggiori anche rispetto a dicembre o gennaio. Quando sono salito c'era più neve, ma comunque le temperature non erano sicuramente tra i 9 e i 10 gradi, quindi la neve era più consistente. E dopo tutto questo ho fatto solo 2 km, pensate che solo l'andata sono 7,5 km. Mi sa che oggi sarà un fiasco. Intanto all'orizzonte si avvicinano minacciose le nubi della perturbazione di stasera, che porterà appunto pioggia fino ai 1500-2000 metri domani. Forse martedì nevicherà un po' anche queste quote. Ecco qua ragazzi le prime indicazioni. Bivacco Rossingroba è stata una mia meta della penultima escursione. Bivacco però chiuso, non so se bisognerà chiedere le chiavi d'ingresso al comune di Lusiana. Maiga Corno e Bocchetta Granezza sono all'incirca la mia destinazione. Procediamo. Ragazzi, vi giuro che appena le situazioni del sentiero lo permettono corro, perché è lunga, è lunghissima, ho poco tempo a disposizione, però micidiale, veramente tosta, tutt'al più che si trovano questi ostacoli multipli, non difficili per carità, ma comunque mi piace anche vedere la natura rovinata in questo modo. Ecco come vi dico, corro intanto perché il tempo scarseggia e spero non inizi a piovere, l'itinerario è lungo. Adesso vedo un tratto senza neve, ci riaggiorniamo. Oh ragazzi, eccoci finalmente, sono arrivato nel tratto di valle più aperto. D'ora in poi qui c'era perlomeno più luce, più spazi aperti da filmare. Diciamo che tra l'altro è finito anche il pezzo di strada in salita, qui c'è più vento e vedete iniziano ad addensarsi nubi all'orizzonte. Qui vedo dei pini che è la prima volta che ho il piacere di vedere. L'ultima volta erano, anzi vi dirò di più, l'ultima volta camminavamo e di questi pali si vedeva forse questo tratto, vedete lo scioglimento massiccio. Lì vedete una maglia, diciamo, una maglia dove qualche settimana fa ho fatto una foto di quella neve che faceva un ponte dal suolo fino al tetto, invece ora vedete appunto che la neve è drasticamente scesa. Intanto io proseguo su questo altopiano libero da alberi e vedete qui lo scioglimento inizia a rivelare il suolo. A più tardi ragazzi. Ragazzi, lo scioglimento imponente della neve la settimana scorsa con i 25 gradi in pianura hanno formato queste pozze d'acqua, diciamo anche relativamente rischiose e pericolose. Qui comunque è ben visibile, qui ce n'è uno nel sentiero, però nel caso dovessero gelare nello strato superficiale e dovesse nevicarci sopra, per esempio martedì, come sembrerebbe dalle previsioni, diciamo che c'è un minimo rischio per magari escursionisti dell'ultima ora verso mercoledì, così
Vedo all'orizzonte l'ultima salita che mi porterà al raggiungimento della mia meta, che non svelerò ora, ma vedrete tra una manciata di minuti quando sarò in cima. Arrivo e rampa. Ragazzi, piccolo incidente di percorso, sono sprofondato in questa specie di voragine. Ops. Ti consiglio caldamente di tirar via subito la neve che vi entra negli scarponi, perché oggi non è il caso, però c'è il rischio di avere sintomi da piede, da trincea, e non è molto piacevole. Ragazzi, non per dire, ma ho appena realizzato che le altre volte abbiamo scavalcato questo steccato con fil di ferro che mi è assolutamente nuovo. Pensate a quantità di neve spropositata che c'era qualche settimana fa. Stupendi bucaneve e questi fiori viola, scusate l'ignoranza, ma di cui non so il nome. Stupendo comunque. Ragazzi, ma cos'è sta roba? Fiore sarebbe, non mi capacito di che fiore sia, sinceramente. Amici miei, siamo arrivati, perché oggi vi ho portati con me a destinazione. Eccoci qua. Arrivati dopo, non si vede l'ora, sono 17. Vediamo le varie indicazioni in base ai punti panoramici. Qui a Montecorno tiene, addirittura il Monte Cimone nell'Appennino emiliano, nelle giornate di cielo sereno, terzo, come qualche giorno fa. Vedete, Appennino tosco-emiliano. Cima Marana è la cima più a sud, posta a quote superiori ai 1500 metri, ce l'abbiamo qui in provincia di Vicenza. Ed ecco qui il panorama. Vedete, c'è ancora qualche traccia di neve nelle zone di ombra. Ok ragazzi, non so cosa uscirà perché sono da solo, non so se si sentirà l'audio, non so se uscirò al centrato, non lo so, è tutto un po' spartano oggi, però comunque tirando le somme sono partito alle 16, il tempo di organizzare un attimo l'attrezzatura, a salire e tutto, 60 minuti, sono le 17, adesso scendere magari ci metterò una quarantina di minuti correndo, 45 facciamo, e comunque sono arrivato a destinazione, non pensavo di arrivarci viste le condizioni della neve, però in qualche modo ce l'ho fatta e sono contento così. Adesso mi godo un attimo il panorama, faccio 2 o 3 foto tanto da mettere nei social e me ne vado.